Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Falerna, in provincia di Catanzaro, hanno posto agli arresti domiciliari Felice Macchione, 49 anni, per lesioni, mentre il figlio, 27enne incensurato, è stato sottoposto all'obbligo di dimora per sequestro di persona. Macchione avrebbe picchiato la figlia perché, contrario alla sua relazione sentimentale con uno straniero, e il fratello della vittima avrebbe impedito alla madre di soccorrerla. È un incensurato di Nicotera Marina, Gregorio Congiusti, 26 anni, il giovane arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per l'omicidio di Carmine Cetro. Congiusti aveva rapporti di affari con la vittima, appartenente alla nota famiglia di imprenditori nel settore dei videogiochi. Il movente dell'omicidio è da ricercare in presunti contrasti di tipo economico. Non si ferma la devozione popolare per la mistica Natuzza Evolo. Sono stati in 25.000 i fedeli giunti da tutta Italia a Paravati per partecipare all'incontro tra i cenacoli di preghiera voluti dalla stessa Natuzza, ormai diffusi in tutto il mondo. Ai partecipanti al raduno di preghiera, Papa Benedetto XVI ha inviato un messaggio augurale. Si è svolta ieri a Cetraro l'Assemblea Generale dell'ANCI, convocata da Salvatore Perugini, per discutere di politiche ambientali. Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aiete, alla luce dei nuovi sviluppi sulla vicenda della nave dei veleni, ha chiesto lo stato di emergenza per l'economia messa in ginocchio dalla pubblicità negativa e la rimozione del relitto per eliminare qualsiasi altro dubbio. Le missioni internazionali è il titolo della manifestazione che la Legione Carabinieri Calabria ha organizzato dal 4 al 7 novembre scorso a Catanzaro. Ospite d'onore il noto giornalista del TG5 e conduttore di terra Tony Capozzo. Dopo una mostra di mezzi e armi in dotazione ai carabinieri, un convegno a più voci alla presenza del presidente della provincia Vandaferro e il generale Marcello Mazzucca. Ha aperto i battenti sabato scorso la prima fiera campionaria di Rende, patrocinata dall'amministrazione comunale. Nei locali precedentemente occupati dalla Fiat hanno trovato posto 70 espositori, i quali fino a domenica 15 novembre presenteranno al pubblico i loro prodotti. Ad Acri un fine settimana con Carlo Verdone a Cosenza per ritirare il premio Padula, giunto alla sua quarta edizione. Verdone si è intrattenuto a parlare con degli studenti per un'ora e attraverso le domande curiose dei giovani ha ripercorso 30 anni di carriera, promettendo infine di scrivere un soggetto da poter ambientare in Calabria. Grandi applausi e forti emozioni per il concerto tenuto al Politeama di Catanzaro dal grande chansonnier francese Charles Aznavour, che mancava dai palcoscenici italiani ormai da 26 anni. È forse il più prestigioso tra gli spettacoli proposti quest'anno dal Politeama, vista la levatura artistica dell'85enne, con 100 milioni di dischi venduti e oltre 60 film girati. Flavia Pennetta regala la Fed Cup all'Italia di Corrado Barazzutti. Subito dopo aver chiuso il punto vincente sulla Odin, la Pennetta si è inginocchiata piangente sulla terra rossa del Circolo Polimeni di Reggio Calabria. Il successo ottenuto in Calabria segue quello del 2006.